Il primo passo è fatto. Il Senato ha approvato il disegno di legge sul distacco del comune di Sappada dal Veneto e il suo passaggio al Friuli Venezia Giulia. 10 anni tondi dopo il referendum della popolazione sappadina, 168 senatori hanno dato il loro sì, uno solo ha votato per il no e ci sono stati 8 astenuti. Ora il testo è atteso dal secondo passo, il voto alla Camera dei Deputati. Fra le prime reazioni, quelle dei 2 governatori coinvolti dalla procedura. Deborah Serracchiani, presidente del Friuli Venezia Giulia, accoglie a braccia aperte Sappada, alla luce, dice, dell'iter lunghissimo e della esemplare tenacia con cui hanno mantenuto viva l'attenzione sulla loro causa. Il passaggio di questo comune in Friuli, secondo la Serracchiani, è il compimento formale di un'appartenenza identitaria, linguistica e culturale molto forte e radicata. Un caso chiarissimo e pacifico, contestualizzato e analizzato in tutti i dettagli anche dal punto di vista costituzionale. Quindi non è una scaramuccia di confine fra le regioni, cosa che conferma di fatto anche il presidente veneto Luca Zaia, che pur rispettando la federalista le scelte di tutti, prende atto che i 31 comuni che fino ad ora hanno rivendicato la libertà di poter cambiare regione hanno tutti chiesto di essere annessi a regioni a statuto speciale e non a regioni ordinarie quali l'Emilia-Romagna o la Lombardia, con un regime simile al Veneto. Tutto questo, secondo Zaia, la dice lunga sulle vere motivazioni di queste scelte separatiste.